Benvenuti a una nuova puntata di Screenshot che oggi affronta il tema attualissimo, quello del caro energia, perché ovviamente ci sono le sanzioni in corso per quanto riguarda la Russia che minaccia di non dare attraverso più i gasdotti il gas e soprattutto sarà un problema per quanto riguarda l'Italia, da cui dipende almeno il 35% della fornitura, soprattutto nei mesi invernali che arriveranno. Bisogna già pensarci prima. La Regione ci sta pensando con una svolta green, almeno a parole, vorremmo sentire appunto dalla viva voce dell'assessore regionale politica energetica Fabio Scocimarro il suo pensiero su questi temi, ma parleremo anche un po' di politica con il nostro ospite. Buonasera Scocimarro. Buonasera a voi. Sono temi importanti e la Regione ovviamente sul piccolo cercherà di dare un contributo importante, specie per quanto riguarda le energie pulite, energia verde, fotovoltaico e idroelettrico. Però ovviamente questa crisi è figlia appunto delle politiche del no. Per tanti anni non si è voluto appunto pensare a energie alternative in qualsiasi azienda, anche nelle aziende familiari, nelle famiglie. Non puoi affidarti a un unico fornitore. Il giorno che con quello c'è un problema, litighi, fallisce, qualsiasi cosa succede, è in difficoltà. È buona norma per qualsiasi impresa, e quindi lo Stato è una grandissima impresa, andare a cercare anche delle fonti alternative. Inoltre, per tanti anni siamo stati vittime appunto delle politiche del no, di certi gruppi politici, quindi non puoi andare a prendere il gas nell'Adriatico perché rovini l'ambiente, però i nostri vicini croati lo fanno e il serbatoio di gas nel mezzo Adriatico è lo stesso, quindi loro pompano il gas che teoricamente potrebbe essere anche nostro e noi invece andiamo a comprarlo in Russia, essendo appunto sotto il scacco di poi è curioso che noi diamo tanti milioni alla Russia, ai cassi mi sembra più di 1 miliardo al giorno per la fornitura globale europea di gas e poi andiamo a fornire di armi chi combatte appunto la Russia, quindi è certamente un controsenso questo. Certo, lei ha affrontato due temi già importanti, Assessore. Il primo, che anche il buon consumatore deve avere buon uso, insomma, di come si utilizza l'energia, insomma, è inutile sparare il gas o il riscaldamento a 27 gradi anche d'inverno, insomma, quando non ne necessita. Dall'altra parte c'è anche la questione della dipendenza dal gas russo perché negli anni passati si è detto troppe volte no al cambiamento. È più facile dire no che sì, Assessore. Senta, io le chiedo... No, è vero, ma solo una cosa volevo aggiungere. Sì. Anche Draghi è proprio l'esempio di condizione dell'aria. Quindi noi che insomma, specie la mia generazione, che in condizione dell'aria in casa non ce l'aveva e neppure 27 gradi d'inverno, no? Voglio dire, poi quello dei miei genitori e nonni ancora peggio. C'era gente che moriva di freddo a Trieste, nei campi profughi negli anni 50. Quindi voglio dire, quelle generazioni ci hanno insegnato che si può anche avere un po' più freddo e un po' più caldo d'estate, ma non è questo il problema, è che l'energia serve alle nostre aziende per lavorare la gente, per far portare avanti l'industria, per portare avanti il nostro export. Quello è il problema più grosso. Se io quest'estate dovevo avere la combustione accesa, beh, però ha ragione. Se invece di 24 gradi ne avrò 19, metterò maglioni in più d'inverno. Ma le aziende non hanno il gas, l'energia per produrre e quindi non avremo posti di lavoro e quindi saranno le famiglie impoverite. Quello è il problema, non l'aria condizionata oppure il riscaldamento a palla in inverno a cui eravamo abituati. Quello è il problema minore. Purtroppo bisogna rivedere completamente la politica energetica nazionale. Lo stiamo facendo andando a incentivare al massimo le fonti rinnovabili, quindi il fotovoltaico. Cominciamo a pensare all'agrofotovoltaico che normalmente è una scusa per mettere il fotovoltaico sull'agricoltura. Noi non vogliamo togliere spazio alle nostre eccellenze dell'agricoltura, della nostra regione, come diceva il collega Nievo, è un piccolo compendio diverso, ma non vogliamo assolutamente togliere un metro quadro dell'eccellenza della nostra agricoltura, però se c'è un sistema nuovo ci potrà non togliere nessuna produzione agricola e avere anche il fotovoltaico, parliamone. Invece cominciamo a metterlo nei terreni che sono stati demanio militare, avevamo un terzo dell'esercito
durante la guerra fredda nella nostra regione. Ieri ero a Spilimbergo, una vecchia caserma che era in funzione fino a qualche decennio fa, che addirittura storicamente, la prima guerra mondiale, era un cantiere di dirigibili, quindi enorme, e lì 2 ettari per 2 mega che di Vergo sono importanti di energia, potranno vedere luce in tempo breve. Certo. Fotovoltaico rende autosufficiente l'aeroporto di Rocchi di Reginari, l'idrogeno, e mettere insieme le industrie per fare comunità energetica e consumare l'energia che appunto producono quei pannelli, andare a, come è stato fatto con i progetti regionali, con la Croazia, la Slovenia, con la Valle dell'Idrogeno, e tutta una serie di cose che sono già partite, quindi non è il libro dei sogni, stiamo parlando di cose che sono in itinere. No, c'è una progettualità alle spalle, lo capiamo benissimo, che non trova solo a parole consenso, ma insomma trova anche un seguito nei fatti che voi state realizzando. Ma a questo proposito io le chiedo, visto che si parla di queste risorse che verranno messe nell'assestamento di bilancio per l'energia green, magari si ci può anticipare qualcosa? Perché immaginiamo che le aziende stiano... anticipare molto, perché ovviamente il lavoro che faremo in concerto, e incominceremo già domani, delle lettura anticipate a giovedì rispetto a venerdì, il Presidente Federica ha detto chiaramente che vuole investire tante risorse per andare ad affrontare questo tipo di emergenza. Quindi ne avevo già accennato poc'anzi, quindi andare a recuperare tutte le aree militari dismesse, andare a recuperare tutte quelle che sono le aree industriali, i capannoni industriali, penso ai tetti dei parcheggi dell'aeroporto di Roma, che è un esempio. Cosa lo so? E andare a incentivare i comuni a fare le loro comunità energetiche per autoprodurre l'energia. Inoltre è già partita con la legge che abbiamo fatto a fine del 20, la legge, la norma che riporta in pace al pubblico dopo 100 anni, una legge regia del 1933 dava le concessioni all'esterno, noi le riportiamo all'interno del pubblico e daremo la possibilità a una società regionale di energia, di energia, di gestire non solo gli impianti idroelettrici direttamente, dando beneficio anche e soprattutto al 100% ai comuni della montagna, quindi Friuli, dove insistono, e anche nel Pordenonese, dove insistono le grandi derivazioni. Quindi anche il percorso di fiumi che l'acqua produce questa energia. Quindi stiamo parlando di progetti reali. Purtroppo qual è il problema? Che l'energia è ricavata oggi e noi questi progetti sono sì partiti, ma non è che questa mattina, la prossima, quest'estate, si avvieranno. Le prossime settimane. Certo. È una corsa lunga, ma iniziata adesso, e quindi cominceremo a avere i benefici nei prossimi mesi, il prossimo anno, i prossimi 2 o 3 anni, non domani mattina. Quindi, come diceva correttamente lei, questo prossimo inverno c'è un problema da risolvere e non sarà il gas americano degli Stati Uniti a risolverlo. 1, perché non c'è la quantità, 2, perché è caro, costerà il 30% in più, quindi tutto questo non sarà indolore. Certo, c'è chi si scrive, il nostro telespettatore Enzo, che dice che a marzo comunque aveva 16 gradi in casa, quindi ne aveva ben pochi, ma la bolletta è stata comunque di 200 euro. Senta, le chiedo, è giusto continuare con le sanzioni a Putin poi, sapendo poi che i costi aumenteranno? Perché è inevitabile che questa potrebbe essere la vera ripercussione, non quella guerra nucleare di cui si va ventilando insomma da mesi, ma appunto dei rincari, oppure semplicemente lo spegnere il gas, come succede per o l'elettricità, come succede per la Finlandia. Sono politiche che nascono purtroppo. C'è stato un problema europeo, è stato un anno politico e noi, perché l'Italia, lo diciamo da sempre, da quando siamo nati, lo diciamo prima quando eravamo nella destra italiana. L'Europa oggi è un gigante burocratico e un nano politico e dovrebbe essere esattamente l'opposto, avere una forte politica estera, anche con un esercito, quindi noi crediamo fortemente in Europa, con l'Europa i stati sovrani che insieme fanno massa critica. Allora sì, nel 2014 avremmo potuto intervenire, non dico militarmente, ma politicamente nei confronti della Russia e dell'Ucraina. Il problema nasce
8 anni fa, che è nato Israele. E quindi oggi purtroppo l'opera diplomatica che viene esercitata singolarmente da ogni singolo Stato europeo fino a questo momento inefficace. E purtroppo assistiamo a paese come Stati Uniti, che è un paese amico, quindi questo partito del Meloni quando andò a Washington al congresso dei repubblicani, che fanno parte della grande famiglia dei conservatori mondiali e dei conservatori europei, Giorgia Meloni era presidente. Noi senza se senza ma stiamo là, ben chiaro, soltanto che in questo momento questa politica miope, in questo caso del presidente arrivato come Biden, fa sì che andiamo a sirianizzare il conflitto. Questo vuol dire che noi avremo un'Europa più debole, mentre chi ci guadagnerà sarà sicuramente i paesi extraeuropei, la Cina e il Sud America. E noi siamo un vaso di coccia in questo conflitto. Ed è un problema che non sarà facile superare. Io personalmente... Ci troviamo in mezzo a una strozzatura di poteri. Certo. Esatto, quindi non c'è una soluzione ad oggi e anche le sanzioni abbiamo visto che si ripercuotono sull'Italia e sulle nostre aziende. Quindi io non ho la soluzione. Non saprei. Non le chiedo la soluzione, però le chiedevo insomma se è giusto continuare a questo punto sempre così, perché inevitabilmente se la guerra dovesse continuare... Delle due l'una, cioè, non puoi continuare a comprare l'energia e dando tanti soldi alla Russia e poi fornisci le armi, perché alla fine diventi un paese non neutrale se fornisci le armi per difesa. Insomma, le armi italiane sono famose nel mondo, non è che difesa di titolo, poi alla fine offendono il povero quando fanno le armi italiane. Allora, io andrei in pubblicità, Scocimaro resti con noi che le chiederò altre cose che riguardano anche la questione della benzina, tanto cara ai friulani, carburante meglio, pubblicità. Bentornati in diretta con Screenshot, parliamo di energia, caro gas, caro elettricità, con l'assessore regionale alle politiche energetiche Fabio Scocimarro, con noi ospite, collegamento in esterna, da remoto con noi. Scocimarro, rigassificatori oppure nuovo nucleare, chiamiamolo così? Rigassificatori ci può essere una partita importante per il Friuli Venezia Giulia? Allora, senti, il discorso è un po' complesso. Io e il mio partito, diciamo della nazionale e prima ancora l'MSI, nell'87 si opposero al nucleare a fusione, che è il nucleare che procura le scorie radioattive, che dobbiamo ovviamente tombarle e lasciare in eredità alle prossime generazioni per centinaia e centinaia di anni. Quello è un nucleare che a noi non piace. Poi anche in questo caso siamo fatti male da soli perché in Europa abbiamo 120 centrali nucleari e tutti i pannelli alti almeno una dozzina e una a 100 km dal confine di Trieste, che è la Slovenia. E alla fine noi paghiamo l'energia cara e gli altri no. Quindi è stato un referendum che abbiamo creduto ideologicamente parlando, poi praticamente ci siamo andati la giocca sui piedi da solo. Oggi c'è una possibilità di energia nucleare pulita che viene da due progetti. Uno che vedrà la luce nei prossimi anni, era entro 5 anni, è l'energia pulita a fusione, che è quello che regola l'esplosione del Sole e delle stelle. E quella è veramente un'energia nucleare pulita. E poi sono delle mini centrali da 300 megawatt, comunque Trieste viene illuminata con 150 megawatt, quindi illumina 2 città di 200.000 abitanti per capirci. Ci sono 4 nel mondo occidentale, in Inghilterra, negli Stati Uniti d'America, in Giappone e in Cina, e questi danno dell'energia appunto nucleare che non è quella della naturale delle stelle, ma a fissione pulita. Sì. Su questo possiamo ragionare e pensarci sopra, perché per la crisi non possiamo continuare a dire di no. Dopodiché i rigassificatori. I rigassificatori fatti in mezzo al mare, ai noi dovremo mettere. Poi nel Golfo, nella nostra regione, non c'è uno spazio di rispetto. Penso alle dichiarazioni di Federica che dice giustamente che è favorevole, io pure, ma bisogna mettere una distanza di rispetto dalle coste, circa 24 km. Noi non abbiamo una distanza simile
andremo a finire nelle acque territoriali slovene e croate, quindi bisogna scendere un po' dall'Adriatico. Non che non vogliamo che venga fatto nel nostro giardino il lavoro, il nostro giardino proprio fisicamente non lo può contenere. Quindi pensare a dei rigassificatori a mare in mezzo all'Adriatico è una cosa che mi sembra sia previsto che vengano fatti 3, uno di questi nell'Adriatico di fronte a Ravenna, mi dicono, però questo io non me ne contento perché guardo alle politiche della nostra regione. Certo. Senta, io le chiedo, anche solo, tanti ci chiedono, anche quando andiamo a fare benzina, ma durerà questo super sconto carburante che sta dando aiuto da una parte ai gestori, dall'altra parte direttamente ai consumatori? Quanto durerà? Da chi dipende? Allora, la regione ha sempre avuto uno sconto, purtroppo quello sconto non era sufficiente a fare concorrenza alla Slovenia o comunque c'era una piccola differenza, in certi periodi lo sconto massimo della regione riusciva appena avvicinarsi al prezzo della benzina slovena. Oggi, col taglio dell'accisa da parte del governo nazionale, il prezzo, almeno per quanto riguarda le fasce confinarie, è sceso, quelli di fascia 1 soprattutto, dove sono confinarie, è inferiore al prezzo o uguale al prezzo della Slovenia, inferiore di almeno 5 centesimi se abbiamo dei Certo. veicoli. Ma quanto durerà, Diciamo Assessore? che la manovra funziona, la prima volta abbiamo il prezzo inferiore alla Slovenia, quindi questo è un dato reale. Riusciremo a farlo? Dipende dallo Stato, si continuerà a mettere queste risorse importanti e dipende dalle casse delle regioni, quindi farò una consultazione con il Presidente le prossime settimane e vedremo quanto riusciremo a garantire questo, perché questi soldi di sconto ovviamente escono dalle casse della regione, che ogni pieno che fate, lo sconto viene poi ristornato al gestore da parte della regione stessa. Lo facciamo per le famiglie, lo facciamo per i gestori, lo facciamo perché poi alla fine comunque si paga IVA e tasse anche su quella parte, di conseguenza restano nella nostra regione e poi investiamo ovviamente in servizi per i cittadini. Ma È allo un stato, vantaggio oltre ma allo stato il tuo, turismo del sì, almeno 3 giorni, quindi meno. allo stato attuale, fin quando dura adesso? Maggio? Tutto No, maggio? giugno. Giugno? Quindi Adesso fino a giugno è rinnoveremo anche per sicuro. giugno. Fino a giugno è sicuro, poi non si sa. Giugno è sicuro quando la Giunta sarà d'accordo con me. Ovviamente devo portare la delibera. Quindi fino a giugno siamo sicuri del super sconto. No, Fino a... ho detto che siamo sicuri quando la delibera sarà licenziata, quindi devo Ok, avere anche l'ok del collega, la mia brava collega Dilli delle finanze e ovviamente la condivisione del resto della giunta, perché i soldi da là vengono fuori, non è che il budget nostro dell'assessorato all'ambiente riesce a sì. essere capiente per tutto l'anno col super sconto, lo è se lo sconto è minore, ma andando a superare il budget e poi ovviamente questo chiuso tutti quanti quando benzina e gasolio in Italia, potete ben capire che la cifra prevista inizio anno o quella fatta negli anni precedenti viene abbondantemente sforata, di conseguenza da qualche parte i soldi si prendono, parliamo di decine di milioni di euro che sono reperiti all'interno del bilancio del territorio. Senta, ma le compagnie petrolifere sono state ad ascoltare il suo appello? L'hanno seguita in questi mesi? Allora, nel settembre del 2020, sì, questa volta un po' più tiepidi, non l'ho detto io, ma l'ha detto il ministro Cingolani, che voleva vederci chiaro su certi aumenti del petrolio. Quella è una commissione statale che deve, l'antitrust deve fare le verifiche, non spetta certamente all'assessore regionale all'energia e all'ambiente di fare questo. A pensar male, diceva un politico più bravo di me, si fa peccato ma si zecca quasi sempre. Verifichiamolo, vediamolo, però certamente non fanno i furbi distributori di carburante che hanno delle percentuali risibili con il litro di benzina, quindi quello lo escluderei, se non qualche distribuzione, non so neanche nella nostra regione, che facciano la cresta. Non credo. Invece sulle compagnie petrolifere che magari potrebbero avere un prezzo inferiore, quello l'ha detto il ministro, spero che abbia fatto tutte le verifiche e che non ci sia stato un accordo, perché sarebbe molto grave.
Senta, prima di lasciarci, le chiedo una domanda di politica e una domanda di attualità. La prima, oggi leggevo sui titoli dei giornali, Giorgia, Silvio e Matteo, sa a chi mi riferisco, insomma, non sono tre nomi a caso, separati in Sì. casa, no? Lei si sente un separato in casa o un matrimonio che fa gonfie vele con la sua giunta? Beh, nel caso della nostra giunta è un matrimonio che va a gonfie vele, in giunta certamente, poi in consiglio, diciamo la giusta, quando mancano le elezioni tutti i partiti in fibrillazione, quindi anche quelli che sono luna di miele, l'ultimo anno ovviamente cercano ognuno di ottimizzare per avere più consensi possibili. È normale. In giunta questo non succede, non ci accorgiamo. Io personalmente ho sempre avuto un rapporto splendido con il Presidente Federica, anche da molto tempo prima, quando ero ancora sempre la provincia, lui giovanissimo segretario della Lega Nord a Trieste, siamo nei primi anni del secolo, nel 2003, 2004, 2005, 2006. E quindi io col Presidente ho un rapporto veramente ottimo e devo dire, al di là dei complimenti che sembrerebbero dovuti, è veramente un ottimo Presidente, sa gestire bene la giunta. Io ho di esperienza di pubblica amministrazione, sono da 25 anni e veramente posso dire con contezza. Quindi non abbiamo questo problema. Quindi Diversamente, è una luna di miele che proseguirà. prego. No, stava dicendo onestamente, stava aggiungendo qualcosa, non lo so se c'era un ma nel No, suo, no, però non c'è alternativa perché abbiamo visto dai sondaggi che il gradimento verso il Presidente Federica aumenta, il gradimento verso il partito con buona coalizione e Fratelli d'Italia sta aspirando legittimamente, correttamente, lealmente con gli avversari ad essere il primo partito della regione. Lo è a Trieste, auspicabilmente lo potrebbe essere anche alle prossime elezioni regionali e politiche. Io l'ho dichiarato a Gorizia, che è il Fratelli d'Italia, dove Giorgia Meloni arriverà in giugno, quindi ve lo dico in anteprima, e auspico che anche questo valore aggiunto, la nostra Presidente, possa contribuire a far sì che anche a Gorizia diventeremo, e anche adesso la Regione, il primo partito. Ovviamente è un'ambizione legittima per i partiti, sì, altrimenti sì. perché corri? E quindi, però una cosa è una collaborazione leale, onesta nei confronti degli alleati, e invece giochettini che magari da qualche parte d'Italia si vedono, diciamo che da noi sono Senta, le chiedo l'ultima nulli o battuta. di termini. Le chiedo l'ultima battuta sulla donata degli alpini. Ma la lotta di Da che parte sta? e sulla battuta del sindaco di Trieste? Da, Questa è la domanda? da che Io, parte, cioè, da che parte sta? Cioè, nel senso, si parla di petizioni, contropetizioni, annullare la donata per la questione delle molestie, dall'altra allora, parte... la donata è una stupidaggine. Su 400.000 persone, tutti i turisti che c'erano a Rimini, 4 imbecilli li troverai sempre, sia che siano alpini, sia che siano Boy Scout, sia che qualsiasi altra categoria di persone che si radunano. Io personalmente a mio figlio ho sempre insegnato il massimo rispetto per le donne e a regalargli e appoggiargli un fiore piuttosto che un complimento volgare e cominciare a rispettarle e cominciare da sua madre. Quello è quello che ho insegnato io. Poi, nei confronti della situazione delle donne, ero l'altro giorno a Pordenone, ho visto la Presidente regionale per l'opportunità, Gusi Marcolini, che è bravissima, e gli ho detto quello che pensavo. Le vostre associazioni fanno un compito stupendo di salvaguardia della donna che per tanti anni ha avuto appunto una condizione di inferiorità da tutti i punti di vista, lavorativa, quant'altro e anche sociale. Oggi non è più così e grazie anche al lavoro che hanno fatto queste associazioni. Poi ce ne sono certe che hanno fatto delle uscite un po' così a senso unico politiche nei confronti del sindaco oppure degli alpini e io avrei voluto che queste associazioni che sono così indignate di questi episodi, che se confermati devono essere condannati anche dalla magistratura, Sì, è sì. ben chiaro, lo ripeterebbe, queste stesse associazioni andassero a incatenarsi davanti all'ambasciata della Nigeria per protestare contro quella povera ragazza cristiana che mi ha dato un WhatsApp non corretto dal punto di vista islamico, è stata uccisa, lapidata, bruciata. Ecco, io vorrei che questo si facesse, che dicessero che l'utero in affitto è una vergogna, queste povere donne del terzo mondo che devono vendere per pochi soldi il frutto che non è loro dal punto di vista del seme,
nei confronti di qualche personaggetto del radical chic che si compra i bambini all'estero. Ecco, vorrei che queste donne dicessero questo nei confronti delle donne. E invece questo sento poco e mi pare non tanto da parte di queste che hanno sollevato questo vespaglio. Però, ripeto, l'opera delle associazioni appunto che vanno alla tutela dei diritti delle donne senza portare. Va bene, io la ringrazio Assessore per essere venuto alla nostra trasmissione, abbiamo sforato, buona serata, buona cena. Grazie, buonasera a tutti, ciao. Buona cena anche a voi telespettatori, screenshot torna domani come sempre alla solita ora, grazie, arrivederci.